Hemos incominciado su trabalho a pizzo de esquida dessa terra de Nurac in custa dies, siamo girando in Iscano, in Bosa, e siamo girando in Ilarzi con sos caddos de Saggiara e a posti si siamo a muovere in Sezzu e finzas in Casteddu. Speriamo che questa cosa anda in avanti, perché questo è un progetto davvero importante per la Sardegna e per sul cinema in Sardegna. Il progetto di Schida nasce dalla volontà di parlare della Sardegna con i canoni del fantasy contemporaneo come genere letterario, quindi prendendosi quelle libertà che a volte la fiaba classica non permette. Per questo la terra di Nurac è una terra immaginaria e non è la Sardegna. La magia del fantasy non sarebbe possibile altrimenti. Forse anche queste qualità hanno permesso al premio Oscar a Anthony La Molinara di interessarsi al mio libro, partendo dalla sua grande fascinazione per la Sardegna che ha sempre avuto. Cercavo un'opera originale, un'opera che osasse un modo diverso di raccontare la Sardegna e il fatto ha voluto che trovassi Schida là pronta con la mia storia e le illustrazioni di Daniela Serra e Daniele Orru. Quindi qua siamo, il viaggio è iniziato e speriamo di portarlo avanti con duro lavoro e passione. I had another friend here in Sardinia. He sent me an email. He said, "You should take a look at this book. I think you might be interested," because he knows that I have a great interest in Sardinia. And I read the book and I got in touch with the author and we decided, let's try to make this film. And I came here, we met, we talked about the screenplay, how that would be constructed, how we construct the story, what would be in the story. I came here in April, scout locations, look here, look there, you get more ideas and change the idea of the story as to incorporate more of the history into this fantasy. And from there, I went back, I collected some money from China, from here, from there, to do the promo. And also, I just, let's say, touch base with people and say, okay, I'm going to bring you something very different, very interesting from Sardinia, just to let them know it's coming. So then I go back to those people to get the money for the actual production. Allora, sono la coprotagonista, se posso dire, anche non c'è una coprotagonista perché la protagonista assoluta è Ischida. E questa ragazzina, allora, non voglio svelarvi troppo, Ischida la terra di Nura, che è una trilogia straordinaria che Andrea Azzori ha inventato e sono veramente strafelice e straorgogliosa che, Dio, non sono molto felice se è l'americano che è Anthony La Molinara che me l'ha fatto scoprire, però sono veramente felice che Anthony mi ha proposto questo ruolo straordinario di Lianda, che è la strega del clan del cavallo. A voi non mi dirà nulla, però appena riuscirete a leggere la prima stagione capirete, entrerete in questo mondo straordinario che fa parte della nostra cultura, della nostra storia, delle nostre origini di cui abbiamo sempre sentito parlare a scuola, noi sardi, ma non conoscevamo assolutamente né i volti né il perché esistevano anche le tombe dei giganti, le Domus de Janas, i nuraghi, tante cose si dicono e sono anche un po' si cozzano tra di loro. Quindi sicuramente grazie a Ischida possiamo mettere tutti quanti in pace e avere veramente una nostra storia, pur fantasy, però sicuramente una storia che va al di là anche dei nostri monumenti e parla soprattutto di ciò che è la nostra, se posso dire è una parola orrenda però la uso, il nostro cancro, cioè la nostra invidia, il fatto che in Sardegna siamo una terra isolata e invece di aiutarci ci massacriamo in continuazione. Questo fa parte della nostra storia e Andrea Azzori è riuscito a giustificare questa nostra credenza, la credenza nei sogni, non bamboline voodoo, ma non siamo quasi lontane, e quindi è veramente una storia straordinaria che spero che in tanti scopriate ancora prima che il film esca. Io sono legatissima alla mia terra e come voi tutti sapete cerco di poter portare come ambasciatrice nel mondo veramente tutto ciò che la Sardegna è, non solamente le sue meravigliose spiagge, ma tutto ciò
ciò che noi abbiamo sempre creato, la nostra storia, e raccontando anche questo libro ai miei colleghi, ai miei amici produttori, dicono ma noi non conoscevamo nulla di tutto ciò, noi conosciamo che la Sicilia con le sue terre meravigliose, la sua storia, tutto questo non si è mai sentito dalla Sardegna, quindi veramente sono veramente orgogliosa di poter, e speriamo che tutta la Sardegna ci possa aiutare per poter portare sugli schermi la trilogia di Ischida. Credo che Ischida possa veramente raggruppare tutto ciò che noi abbiamo sempre cercato di poter vendere, se possiamo dire, come immagine della Sardegna. Quindi credo e spero che la Regione Sardegna e tutte le istituzioni possano veramente aiutarci, perché è una storia straordinaria di talenti nostri dove possiamo raccontare le nostre origini nel miglior dei modi, e come il Signore degli Anelli ha portato un incremento straordinario nel turismo in Nuova Zelanda, speriamo veramente che Ischida, della terra di Nurak, possa fare lo stesso per la nostra Sardegna.